18. E cambiamo argomento, ma rimaniamo sul sito Vatican News per una dichiarazione che è stata diffusa oggi dai responsabili dei vescovi di Francia, Italia, Germania e Polonia. Viviamo in un mondo lacerato e polarizzato da guerra e violenza. Molti nostri concittadini sono angosciati e disorientati. L'ordine internazionale è minacciato, dicono. In questa situazione l'Europa deve riscoprire la sua anima per poter offrire al mondo intero il suo indispensabile apporto al bene comune. È stata diffusa proprio oggi questa dichiarazione e prosegue così. I padri fondatori dell'Europa ricordano i vescovi, ovvero Schumann, Adenauer e Alcide De Gasperi, ispirati dalla loro fede cristiana, non erano ingenui sognatori ma gli architetti di un edificio magnifico seppur fragile, perché amavano Cristo, amavano anche l'umanità e si impegnavano per unirla, come ha più volte sottolineato San Giovanni Paolo II, ricordando il ruolo dei cristiani nella costruzione dell'Europa. L'Europa, affermano infine, è chiamata a ricercare alleanze che gettino le basi per un'autentica solidarietà tra i popoli. Nonostante gli europei si siano ravvicinati gli uni agli altri, soprattutto dopo l'inizio della guerra in Ucraina, il mondo, dicono, ha ancora bisogno dell'Europa e questa è l'urgenza che i cristiani devono far propria per potersi impegnare con decisione ovunque si trovino per il suo futuro. E noi adesso cambiamo argomento e vogliamo parlare di un argomento che questi giorni è stato battuto spesso, ovvero la sicurezza su internet e anche il bullismo e il cyberbullismo in particolare. Vogliamo farlo grazie a Terre des Hommes e a Flavia Brevi, che è la responsabile degli eventi di questa organizzazione internazionale e ti ringrazio, Flavia, per essere con noi, ben trovata. Grazie a voi per questo spazio, è un piacere parlarne. Allora, avete diffuso questo documento importante, dossier in difesa. Innanzitutto raccontaci un po' di cosa si tratta e perché da anni proseguite con questo lavoro. Col dossier in difesa misuriamo la percezione e l'esperienza in tema di bullismo, cyberbullismo, violenza di genere tra le nuove generazioni. Lo facciamo perché è importantissimo sentire la loro voce e capire quali sono i punti focali per delle progettualità che poi vadano a risolvere o ancora meglio prevenire le problematiche connesse con il web, il bullismo, ma tutto ciò che mette loro a disagio, nell'ottica di assumerci un po' una responsabilità collettiva in quanto comunità e cercare insieme le soluzioni. Noi sappiamo quanto i giovanissimi oggi utilizzano il web. Tra i dati che avete raccolto in questo dossier emerge il fatto che il 66% dei ragazzi considera il web un luogo di violenza, in particolare per il revenge porn e il cyberbullismo tra i principali. Ecco, quindi continuano a utilizzarlo nonostante lo percepiscano pericoloso. Utilizzarlo è inevitabile, lo facciamo anche noi e sicuramente quello che diciamo proprio per il Safer Internet Day, quindi un internet più sicuro, non vogliamo di certo proibirlo, è che internet ha tanti pregi ed è il motivo grazie al quale per esempio oggi possiamo sentirci, collegarci, quindi ottimo, però ovviamente ha anche tanti rischi ed è importante essere consapevoli di questi rischi. Se vogliamo leggerla in maniera ottimista, possiamo dire che i ragazzi sono consapevoli che è un luogo rischioso. Quello che notiamo però, come anticipavi, è che c'è una leggera differenza in base al genere su qual è il rischio principale. Per esempio le ragazze percepiscono molto di più come pericoloso la condivisione non consensuale di materiale intimo, ma anche lo stalking, mentre per i ragazzi il rischio principale è il bullismo, il cyberbullismo. È interessante perché poi il web è indicato da tutti e da tutte come il luogo principale a rischio. Poi per quanto riguarda i luoghi più violenti c'è un piccolo discostamento in base al genere. Per esempio le ragazze percepiscono in secondo luogo la strada e i mezzi pubblici come i più pericolosi e il contesto è quello della relazione sentimentali. Invece per i ragazzi l'altro luogo più pericoloso è la scuola nel contesto amicale, quindi rientriamo un po' nella questione del bullismo. Questo appunto che cosa però ci insegna? Che quello che dobbiamo fare sicuramente è noi, in quanto persone adulte, cercare di rendere questi posti il più sicuri possibili. Flavia, vorrei chiederti un'altra cosa. Un altro dato che emerge è il fatto che tra i pericoli l'80% dei ragazzi sia contattato da sconosciuti, quindi il web è percepito come una realtà dove si possono fare nuove conoscenze e talvolta la loro ingenuità li mette veramente a rischio e loro lo sanno.
Lo sanno, anche qui leggiamola in un'ottica positiva, c'è consapevolezza. Il sentimento principale è comunque un sentimento tendenzialmente negativo. Quando ricevono un contatto da un utente non conosciuto c'è diffidenza, c'è un senso di allarme, il pericolo è percepito molto più dalle ragazze. Le ragazze hanno molta più paura. Nei ragazzi c'è un po' più di percentuale di curiosità, però generalmente c'è il rischio, lo sanno, lo percepiscono. E per quanto riguarda l'intelligenza artificiale se ne parla tanto, è legato alla privacy. Come si comportano i giovani su questo? Un giovane su 2 ci ha dichiarato di aver utilizzato l'intelligenza artificiale e l'aspetto un po' più allarmante è i motivi per cui lo utilizzano. La maggior parte lo utilizza soprattutto per questioni sentimentali o per un supporto psicologico. Questo che cosa significa? Che forse dovremmo parlare di affettività, di sentimenti in famiglia, a scuola, negli spazi pubblici, perché non parlarne non significa che i ragazzi e le ragazze non si faranno delle domande, significa che le faranno e le faranno a un mezzo tecnologico su cui noi non abbiamo il controllo, più che altro delle fonti da cui attinge, perché sappiamo che l'intelligenza artificiale non darà la risposta più autorevole, non darà la risposta di una persona che ha una competenza, che ha maturato studi, esperienze lavorative, incontrato, è esperto della problematica. L'intelligenza artificiale pescherà da internet e pescherà gli articoli col risultato migliore, con la SEO migliore. Anche qui quindi è interessante questo spunto e arriva direttamente alle famiglie, agli educatori, a coloro che stanno vicini ai giovani, anche agli insegnanti. In chiusura velocemente voi avete siglato un protocollo con la Polizia di Stato che insomma viene a conoscere le vostre statistiche e in cosa consiste questo protocollo? È un protocollo triennale grazie al quale ci poniamo come obiettivo proprio la sensibilizzazione dei rischi online nei più giovani. Vediamo che effettivamente sta riscontrando i risultati sperati, cioè la consapevolezza aumenta, deve anche aumentare ovviamente poi l'affidarsi alla polizia, agli strumenti in corso per denunciare. Quello che facciamo sono proprio degli incontri nelle scuole insieme alla polizia per spiegare un po' questi rischi e questi pericoli. Abbiamo anche fatto una campagna che potete trovare sul canale YouTube di Terre des Hommes che si chiama Storie dalla rete, dove partiamo da storie reali successe a ragazze e ragazzi e andiamo ad affrontare che tipi di crimini ci sono, come si affrontano, che cosa fare. La risposta è quasi sempre: affidatevi a un adulto di riferimento, non abbiate vergogna. Se siete finiti come vittime di un reato online, non dovete provare voi vergogna, deve provarla chi compie il reato, e denunciate alla polizia. Ci sono gli strumenti che stanno sempre più aumentando, migliorando, quindi affidatevi agli adulti di riferimento. Grazie, E sì. un'altra cosa. Prego, prego. Grazie. No, l'ultimissima, a Palazzo Reale dal 19 al 22 febbraio c'è una mostra che si chiama Supereroi, che ritrae tutto il lavoro di polizia postale nel contrasto anche della pedopornografia. Grazie tante, grazie per tutte queste informazioni e il lavoro che state facendo. Grazie a Flavia Brevi di Terre des Hommes. Alla prossima. Buona giornata, grazie. E noi cambiamo argomento, continuiamo a parlare di salute comunque in altro modo, dalla diagnosi all'asportazione di un tumore del polmone in sole 4 ore e con un'unica anestesia. Quanto è stato possibile all'IRCS Sacro Cuore Don Calabre di Negrar martedì 3 febbraio. Il paziente, un uomo di 65 anni, sta bene ed è stato dimesso in pochi giorni. L'intervento è stato eseguito dal dottor Diego Gavezzoli, direttore dell'unità clinico-chirurgica toraco-polmonare. Lo abbiamo sentito. La particolarità di questo intervento è di concentrare in un'unica seduta operatoria, quindi un'unica anestesia, la fase diagnostica eseguita col broncoscopio robotico Ion e la fase chirurgica di asportazione del tumore eseguita col robot Da Vinci 5. L'intervento è durato complessivamente 4 ore, ci ha consentito appunto di ottenere la diagnosi col broncoscopio robotico e una volta ottenuta la diagnosi di eseguire l'intervento chirurgico di asportazione definitiva, quindi di lobectomia del polmone. Cerchiamo di capire qual era la procedura standard che veniva eseguita prima dell'utilizzo di queste apparecchiature innovative.
La normale procedura, cioè normale intesa come standard fino ad ora utilizzato, è quello di eseguire dei tentativi di diagnosi istologica con procedure broncoscopiche, a volte associate quindi a un'anestesia, e successivamente programmare a distanza di tempo un altro intervento con un'altra anestesia, quindi ulteriore stress per il paziente, ed eseguire l'intervento di lobectomia definitiva quando indicato. Abbiamo chiesto al dottor Gavezzoli quali sono i vantaggi concreti sul paziente per questo tipo di interventi. Sicuramente la tecnica robotica, lo strumentario robotico consente una maggior delicatezza dell'intervento, una minore invasività, quindi per il paziente c'è un tutto vantaggio nella ripresa post-operatoria, nel dolore patito post-intervento, e quindi diciamo complessivamente interventi più dolci per il paziente. Diciamo che la tecnica può essere indicata per tutti i tumori, chiaramente si giova di più in quei casi in cui la diagnostica è più difficoltosa con le tecniche tradizionali e la robotica consente di ottenere un risultato sicuro in una maggior percentuale. E la tecnologia che avanza sta veramente cambiando le nostre vite. Parliamo anche adesso di intelligenza artificiale, che è un alleato cruciale per le imprese che possono ridurre i consumi energetici in diversi settori tra il 10 e il 40%, il tutto attraverso sistemi di analisi basati sull'intelligenza artificiale in grado di verificare un numero elevato di dati. Se ne è parlato ieri in un convegno all'Ordine degli Ingegneri di Verona. L'intelligenza artificiale questa volta è a servizio della sostenibilità e dell'efficienza delle imprese, dei fabbricati e dei processi produttivi. Ecco perché se ne parla all'Ordine degli Ingegneri, perché gli ingegneri servono anche per sfruttare strumenti, tecnologie e competenze per poter rendere efficiente ed efficace il processo produttivo, ma anche i consumi legati al mondo produttivo e a tutti i fabbricati. Quindi l'ottica è quella della sostenibilità, del risparmio energetico, ma anche economico. Qualsiasi azienda per iniziare questo percorso qua deve diventare consapevole di un nuovo valore, di un nuovo asset che c'è all'interno dell'impresa, che non sono più soltanto i macchinari, il capannone o altri asset, ma sono appunto gli asset dei dati. I risultati che noi ormai abbiamo ottenuto negli ultimi 3 anni sono estremamente interessanti, perché abbiamo notato grandi efficientamenti anche in termini di consumi, che poi magari sono le cose che gli imprenditori notano di più perché vanno a incidere direttamente sul conto economico. Però per esempio abbiamo aziende che hanno ridotto del 10% i consumi di acqua potabile, che nel frattempo è aumentata del 54%, abbiamo aziende che hanno ridotto del 40% i consumi di aria compressa e del 15% anche i consumi elettrici, ottimizzando i processi. Quindi diciamo questo, che il percorso di transizione digitale è l'asset su cui sviluppare l'altra transizione della sostenibilità. Il fattore principale è quello che le aziende, le imprese devono cominciare a comprendere, che è quello della raccolta dei dati e dell'analisi dei dati. Ed ora parliamo del prossimo referendum sulla giustizia, l'argomento dell'editoriale del nostro direttore, Monsignor Bruno Fasani, che dà una sua valutazione sulle dichiarazioni che hanno fatto molto scalpore del capo della magistratura di Napoli, Gratteri. Sentiamo. In questi giorni il procuratore capo di Napoli ha fatto una dichiarazione che ci ha un po' basiti, parlando del prossimo referendum, e ha detto testualmente: voteranno per il no le persone per bene, voteranno per gli sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente. Un suo maestro di Gratteri, sostiene inoltre che non esistono sostenitori del sì innocenti, esistono solo colpevoli sostenitori del sì, non ancora scoperti. Noi, poco prima del referendum del prossimo mese, faremo una trasmissione con 2 membri del Consiglio dell'amministratore che sostengono tesi diverse, ma con compostezza, per dire che le ragioni ci sono da una parte e dall'altra. Poi spetta alla coscienza, alla responsabilità di ognuno di sapere come orientarsi, ma veramente rispettando la libertà degli individui.
definire delinquenti tutti quelli che votano in un determinato modo, come dire che chi vota sì è fascista e chi vota no democratico, credetemi, è una forma di violenza. E noi in questo momento di violenza nel mondo ne abbiamo fin troppa. Vorrei chiedere a tutti coloro che sono dotati di buonsenso, di equilibrio e di onestà intellettuale, di giudicare queste affermazioni come il cattivo frutto di intelligenze inquinate dalla ideologia. Ed ora prossimo argomento, parliamo con Fra Giovanni Cropelli, segretario delle missioni estere dei Frati Cappuccini di Milano, per il progetto per la Quaresima dei Cappuccini di Milano, Un piccolo cuore da guarire in Camerun, che è già con noi. Ben trovato e grazie. Pace bene. Pace bene. Allora, in Camerun, un paese dove è in atto una guerra civile, migliaia di bambini sono affetti da gravi cardiopatie e sono in attesa di un intervento che può salvare loro la vita. Di che numeri parliamo? In cosa consiste questo vostro progetto per aiutarli? Beh, ci sono oltre 50.000 bambini che necessitano interventi chirurgici in questo periodo. Ecco, per quanto riguarda il nostro centro, un centro che inizialmente era nato nel 2009 a Chison, nel nord-ovest del Camerun. Poi con l'inizio della guerra, ecco, le strumentazioni, l'ospedale in cui era stato situato, il tutto era in grave pericolo, per cui sono state spostate tutte le varie macchinari, eccetera, a Yaoundé, che è la capitale. E attualmente le operazioni vengono svolte proprio lì. E normalmente noi cerchiamo di sostenere per quello che possiamo le operazioni di questi bambini. Ecco, però, come dire, le forze nostre a livello economico sono ancora un po' insufficienti, ci sono troppi bambini che stanno attendendo e noi riusciamo più o meno a seguire le operazioni di 8 bambini in un anno, anche perché ogni operazione esige 6.000 euro più o meno di spesa. Ecco, questo in termini economici, però ci sono tanti bambini che sono in attesa. C'è una suor Teresa Vilai, che segue insieme a un'equipe di medici un po', come dire, la fase di discernimento, cioè vedere quali sono i bambini che sono più urgenti da operare, e di conseguenza loro ci tengono informati e noi cerchiamo di fare il possibile per recuperare un po' i soldi, visto che poi abbiamo anche altri progetti, no? E la cosa che vogliamo appunto così lanciare in questa Quaresima, se ci sono appunto persone che sono disponibili per sostenere questo progetto, ecco, sono tanti bambini che stanno attendendo e che non hanno possibilità economiche. Dall'altra parte, parlando anche con la suora delle terziarie francescane, appunto responsabile della clinica, diceva che se ci fossero anche dei medici cardiochirurghi o comunque medici interessati, disponibili anche a fare un'esperienza di volontariato, loro sarebbero contenti di accoglierli. Questo è un po' quello che vogliamo appunto lanciare in questa Quaresima. Vi abbiamo conosciuti nella situazione, nella iniziativa del pane in piazza a Milano, anche lì insomma sì. Siete stati attivi per far conoscere le vostre attività missionarie, siete molto operativi e quindi quanto questo può veramente cambiare la vita di persone. Leggevo nel comunicato che ogni anno si aggiungerebbero circa 5.000 nuovi casi di bambini che hanno problemi. Che hanno problemi cardiologici legati proprio a complicanze anche patologiche, congenite anche della popolazione, insomma, ecco. Per cui quello che vogliamo fare noi è quello di, come dire, di sostenere sia appunto l'ospedale, che ha bisogno anche normalmente anche di rinnovo anche delle varie strutture, no? Quindi i macchinari, che, ecco, per essere sempre anche lì un po' competitivi per quello che si può, e dall'altra parte appunto dare la possibilità a questi bambini di poter rinascere, ecco, di poter riprendere la loro vita. Certo, grazie. Allora... Sì, prego. No, dico, facciamo quello che si può, ci preghiamo anche molto, dall'altra parte, ecco, cerchiamo di darci da fare lavorando e stimolando anche gruppi missionari, eccetera,
nel mettere insieme un po' le nostre forze per sostenere questo progetto. Tutte le informazioni allora sono su internet per sapere anche come fare la donazione. Il progetto è Un piccolo cuore da guarire in Camerun dei Cappuccini di Milano. Grazie tante allora e buona Quaresima. A voi. Grazie bene, buona Quaresima. Noi parliamo adesso del premio Cara Giulietta 2026 per la festa di San Valentino. Verona torna ad essere la cassetta postale del mondo. Migliaia di buste, francobolli stranieri e fogli scritti a mano. Vediamo in cosa consiste questo progetto. Le lettere d'amore arrivano a Verona spontaneamente tutto l'anno, alcune arrivano per posta, altre vengono lasciate dai visitatori, sono lettere scritte a mano ma anche in molte altre forme e da tanti anni a questa parte il Club di Giulietta le accoglie, le legge e poi procura delle risposte tramite una rete di volontari che parlano un po' tutte le lingue del mondo oramai oggi, quindi è davvero un progetto prezioso che qualifica la nostra città e che la rende davvero credibilmente la città dell'amore. Perché scrivere? Perché scrivere aiuta a chiarirsi le idee, aiuta a pensare, è un modo per mettere ordine nei nostri pensieri e credo che quando appunto ci sono di mezzo i sentimenti, quello che proviamo, sia davvero una terapia che tutti noi dovremmo fare. Le novità di quest'anno? Novità, il podcast per Cora Media. Uscirà oggi il trailer e da domani 5 puntate in cui Verona sarà protagonista, il Club di Giulietta per la precisione, e si intitola Giulia contro Giulietta, quindi è una cosa molto ironica, molto anche sarcastica, perché la protagonista è Caterina Guzzanti che si trova a suo malgrado a dover essere presente al Club di Giulietta e a rispondere alle lettere, lei cinica, disillusa e sarcastica, ma poi forse si ricrederà. E poi ovviamente le lettere sono sempre tante e noi per celebrare questa storia, questa tradizione insomma che ormai conta, non so, centinaia, migliaia di lettere, abbiamo scelto 4 lettere bellissime, le premieremo sabato 14 all'Hotel Due Torri alle 17:30 con letture, la musica di Veronica Marchi e poi avremo appunto la presentazione del podcast, insomma cose che fanno parte della storia ma anche queste novità. Eccoci qui allora, in chiusura come sempre il venerdì diamo uno sguardo al consiglio di Don Francesco Marini su un film da vedere al cinema. Bentrovati con il nostro consueto appuntamento con il cinema. Vi parlo quest'oggi di Rental Family, Nelle vite degli altri. Rental Family è il nome dell'agenzia che fa come lavoro l'assumere alcuni attori e prestarli ad alcune famiglie per fingere di essere qualcuno. Una famiglia ha bisogno in un finto funerale perché una persona vuole sentire che cosa direbbero gli altri alla sua morte, di alcuni parenti che piangano, ecco che viene mandato un attore a quel funerale per far finta di piangere a quel funerale. Così come altre situazioni. Protagonista è Philip, questo attore americano che si trasferisce a Tokyo per cercare di entrare in un mondo del lavoro diverso da quello di provenienza, quindi del cinema e del teatro americani, ma in quelli giapponesi, e però non riesce a trovare il suo posto, quindi viene ingaggiato da questa agenzia e si trova fondamentalmente a gestire 2 grandi scene, 2 grandi storie, quella di un anziano che sta arrivando al termine della sua vita e la figlia noleggia questo attore come fosse un giornalista che lo intervista e che vuole fargli raccontare tutti i suoi ricordi, tutta la sua vita, e di una madre che vuole iscrivere la sua figlia a una scuola privata, ma questa scuola vuole che ci siano 2 genitori a presentarla e quindi affitta quest'uomo facendo finta che sia suo marito, nonché padre della bambina, per poter appunto presenziare ai colloqui con la scuola e quindi per procedere all'iscrizione. L'interpretazione di Brendan Fraser, già premio Oscar con The Whale qualche anno fa, è davvero magistrale, meravigliosa, riesce a suscitare, muovere emozioni ma senza ostentarle, o meglio senza voler a tutti i costi spingere sulla lacrima il pubblico. È di una delicatezza davvero grandissima, un'interpretazione in cui è capace di far ridere quanto di commuovere il pubblico. Un film che riesce a mantenere proprio questo delicato equilibrio, non voler a tutti i costi far sì che il pubblico pianga o resti commosso, ma volendo appunto emozionare, far vivere, davvero empatizzare con i vari personaggi quanto all'interno di quella storia sta succedendo. È un'opera che riesce a mettere insieme la capacità
di vivere le emozioni con l'aplomb tipica giapponese, la loro impenetrabilità, almeno così sembra agli occhi degli esterni. Un percorso in cui vediamo il protagonista che è carico di ferite personali ma riesce, curando gli altri, a guarire le proprie. Quindi è davvero un film notevole, è davvero un film di cui probabilmente non concorrerà a grandi premi internazionali, ma che sicuramente sarà in grado di suscitare emozioni, sicuramente sarà in grado di suscitare interessanti domande per approfondire e per approfondire anche qualcosa di personale. Non mi resta allora altro che augurarvi una buona visione. E grazie ancora a Don Francesco Marini. Prima di lasciarvi vi ricordo l'appuntamento di oggi pomeriggio con Fatti e Prospettive alle 16:30 e Francesca Martini ci racconterà del San Valentino, avrà come ospite responsabile della pastorale familiare della diocesi di Verona e poi parlerà del Carnevale a Verona con il presidente del Comitato della Renga che quest'anno organizza il venerdì gnoccolare. A tutti voi grazie per essere rimasti insieme e buon proseguimento con i programmi di Telepace. Bentrovati a questo appuntamento Storie e Volti. Oggi un ospite particolare, Rosaria Cascio, un'insegnante di Palermo che in un certo momento della sua vita ha incontrato un uomo che un po' l'ha cambiata sicuramente. L'ha cambiata, sì. Ecco, allora è Don Pino Puglisi. Sì. Rosaria, intanto iniziamo subito. Lei gira l'Italia perché? Perché ormai ormai si trova qui? Beh, intanto giro l'Italia perché con Puglisi sono cresciuta, l'ho conosciuta a 14 anni e ho iniziato con lui un percorso di formazione umana, spirituale, esistenziale che è durato per altri 14 anni e quindi questo mi ha cambiato la vita e mi ha formato già in quell'occasione. Dopo la sua morte ho capito, mi sono convinta, ho elaborato questo lutto pensando che prima o poi tutti moriremo e quello che ci sopravviverà sarà il valore che abbiamo dato alla nostra vita, il senso che gli abbiamo dato, i valori che abbiamo testimoniato. Ecco perché ho deciso di proseguire nel mio lavoro con Padre Puglisi diventando testimone di un testimone. Puglisi è il testimone, i valori che lui ha incarnato nella sua vita sono oggetto della mia testimonianza. Ecco perché insieme a tante altre persone che lo hanno conosciuto giriamo l'Italia, incontriamo gli studenti, incontriamo le comunità parrocchiali, insomma a tutto tondo cerchiamo di avere un interesse da coltivare in qualsiasi luogo andiamo, anche laddove sembra essere felice la condizione di vita che si vive. Riusciamo anche lì ad aprire gli occhi su queste mafie così radicate e così presenti ma anche così invisibili in certe realtà. A Verona, per chiudere la risposta, sono venuta qualche giorno fa, in particolar modo a Grezzana, ospite dell'Istituto Comprensivo Pascoli, che ha approvato un progetto finanziato dalla Regione Veneto, proprio un progetto di legalità che prevede incontri con me sulla figura di Puglisi e poi anche un viaggio che faranno a Torino. E quindi in questo ringrazio la dirigente Anna Maria Farina, una dirigente palermitana di Grezzana, anche lei ha conosciuto Padre Puglisi, quindi abbiamo una sensibilità comune e per questo stiamo lavorando. Allora partiamo dall'inizio. Chi è Puglisi per lei? Ci racconti qualcosa, come l'ha incontrato, chi è stato, qualche aneddoto?
Allora, Padre Puglisi è stato uno dei tanti incontri fortuiti, casuali, che nella vita possono capitare. Con la differenza però che rispetto alla casualità di certi incontri, in quel momento capisci che è un incontro speciale. E io ho capito che era speciale sin da quando lui ha messo piede all'interno della classe del liceo Vittorio Emanuele II, in cui lui iniziava nel 78 ad insegnare, e io iniziavo nella stessa precisa data a frequentare da alunna. E poi lui mi ha proposto di far parte dei gruppi giovanili all'interno dell'attuale ufficio delle vocazioni, Centro Diocesano Vocazioni, quindi ho iniziato questo percorso di crescita sul senso della vita, sul valore della mia fede, insomma, e su tanto altro, che mi ha portato davvero a crescere con lui. Per questo posso dire che per me Padre Puglisi non è stato una guida spirituale, è stato un padre, una madre, un cugino, un fratello, una sorella. Avere ricevuto questo furto affettivo che la mafia ha tra virgolette donato a tanti di noi, la vita ce l'ha cambiata. È un furto che puoi fermarti a vivere con il lutto e col dolore, oppure che ti cambia la vita dando un senso diverso. Adesso tocca a me non testimoniare i valori di Padre Puglisi. Io dico sempre, attenzione, Puglisi era un uomo. A me interessa ciò che Puglisi ha testimoniato, perché è un uomo che ha fatto del Vangelo la storia di una città. I valori del Vangelo li ha incarnati, ci ha indicato un come. Il suo modo di essere sacerdote è un modello, un'indicazione di percorso. Nella banalità, nella ferialità del suo essere prete, Padre Puglisi è un eccellente testimone di come si può essere credente, e quindi ecco, è diventato questo il senso. Lui ha dato la vita in fin dei conti per la legalità, per la sua Palermo, per i suoi ragazzi, ma penso per l'Italia intera. Quando è stato ucciso? Lei dov'era? Che mi dica qualcosa di quel momento. Beh, lì sembra di scendere nella preistoria, perché io ero a cena con i miei genitori a casa di un cugino, però non c'erano cellulari, non c'era nulla di tutto ciò, c'era un fratello giornalista. Questa è stata la fortuna, che mio fratello, appunto, essendo giornalista, intercettava nelle radio che utilizzate e che si sintonizzavano anche sui canali della polizia queste notizie, e quindi seppe della morte di Puglisi. Puglisi era un uomo, un amico di famiglia per noi, e quindi ci informò e andammo immediatamente al Bucchieri La Ferla, il pronto soccorso presso cui era stato portato. Già era evidente e chiaro che era un omicidio. Non subito fu così, perché addirittura si pensò ad un infarto, in quanto la pistola, la P765, utilizzata in maniera anomala dalla mafia, perché non la usa quasi mai. Questo lo dice proprio il magistrato Patronaggio. Lui chiede: perché avete usato questa pistola? Normalmente usate le P38. E il mafioso risponde, il killer risponde, perché abbiamo portato rispetto a Puglisi, perché era un prete. Paradosso, no? Tu uccidi una persona però rispettandola. In effetti non è stato devastato il suo corpo, tanto che hanno pensato ad un infarto, e lui non è morto subito, quindi realmente è stato portato in pronto soccorso ancora vivo, è morto proprio lì. Quindi si è compreso della sua morte per mano mafiosa dopo, e quindi questo è stato un po' il mio inizio di una fine, ma l'inizio di una nuova scelta di vita, che non è stata testimoniare Puglisi, ripeto, ma incarnare ciò che lui aveva testimoniato, anche nel mio essere poi madre, moglie, insegnante, figlia, donna. Parlare di mafia a Palermo, nelle scuole, è difficile? A Palermo nelle scuole si parla tantissimo di mafia, si lavora tantissimo sui temi antimafia, si lavora nel territorio, si conoscono realtà che lavorano attivamente promuovendo i valori della antimafia e della legalità. Palermo è una fucina di iniziative. Le scuole sono luoghi dove la mafia si combatte conoscendola, con percorsi anche con associazioni del territorio
Per fortuna o sfortuna Palermo è anche ricca di tutto questo, l'Associazione Libera, Dio Pizzo, le Donne contro la Mafia, il Centro Peppino Impastato, il No Mafia Memorial, ci sono tantissime realtà, tantissime promuovono progetti. Sottolineo sempre che i progetti più belli e più riusciti sono sempre quelli gratuiti, perché lì viene fuori davvero la passione per quei valori che stai testimoniando. E quindi parlare di mafia a Palermo non solo è facile, ma anche bello, e i ragazzi sono entusiasti di questo lavoro che essi stessi stanno iniziando a fare anche in maniera autonoma. La domanda so che non le piace molto, ma io la faccio lo stesso. In tutti questi anni ha mai avuto paura? Perché la mafia ha dei modi non proprio ortodossi di dissuadere chi se ne occupa. Devo dire che adesso può sembrare un po' presuntuoso dirlo, ma la mafia è stupida. La mafia non è lungimirante, la mafia guarda a un passo dal proprio naso, non comprende, non ha compreso fino a poco tempo fa che la scuola può essere una nemica, una combattente forte e sicura della mafia. Ha sempre avuto paura dei politici, dei magistrati, dei giornalisti, di chi è impegnato in prima linea dichiaratamente contro la mafia. Ha avuto paura persino di un prete, di padre Puglisi, e l'anno dopo di Don Peppe Diana. Adesso di altri preti hanno paura anche altre forme di criminalità. Ecco, della scuola no, per un motivo banale. A scuola si studia l'italiano, la matematica, non si vede lo studio come un processo di costruzione di democrazia. Ecco, quando un capomafia scopre che sua figlia, che frequenta la scuola pubblica, dovrà partecipare ad una manifestazione in ricordo della strage di Falcone, della moglie e degli agenti di scorta, ecco, lì si arrabbia e dice: ma pure mia figlia, ma com'è possibile che mia figlia debba andare a manifestare? Non si può assolutamente accettare questo. E lì cominciano a comprendere. Questa cosa viene intercettata durante questa sua lamentela, durante una telefonata in cui lui proprio si lamenta di questo. Ecco, forse lì ha cominciato a capire che questo lavoro goccia dopo goccia, che a scuola si fa anche insegnando come faccio io Pascoli o Dante, è un lavoro che forma coscienze, che forma cittadini e che forma nuovi baluardi di libertà contro le mafie. Da quando è morto Don Pino Puglisi ad oggi la mafia comunque è cambiata ed è diversificata anche a seconda del territorio dove si innesta, quindi nel sud ha un certo metodo di lavoro, tra virgolette, mentre qui al nord un altro, magari si inserisce nel tessuto economico, eccetera. Che cosa raccontare? Cioè, come possiamo difenderci comunque? Cioè, la formazione rimane la prima, la pedagogia, come dice Don Puglisi? Sarebbe ottuso guardare alla lotta alla mafia soltanto da una prospettiva. La mafia non si combatte soltanto confiscando i patrimoni, soltanto facendo le leggi, soltanto facendo cultura, soltanto dando un esempio con la pedagogia. La mafia si combatte facendo sistema di tutti questi aspetti, perché la mafia è cultura, la mafia è formazione psicologica dei propri figli, la mafia è economia, la mafia è politica, la mafia è sistema. E allora se realmente si vuole penetrare bisogna combatterla a tutto tondo. Certo, in Sicilia, in Calabria, in Campania e in Puglia negli ultimi anni con la Sacra Corona Unita le mafie sono nate, su questo non c'è dubbio, cioè la storia delle mafie è in questi territori e il consenso più forte, sociale soprattutto e culturale ce l'ha in queste terre, ma è pur vero che ormai in certi luoghi da 30 anni, tipo il Veneto, in altri luoghi anche da 60 anni, dice il procuratore Gratteri, il procuratore di Napoli in Emilia Romagna per esempio, le mafie sono presenti e non è presente una mafia, ne sono presenti anche 9, 11 perché ormai si sono anche diversificate e moltiplicate, perché in questi territori c'è ricchezza e alla mafia interessa la ricchezza, non interessa solo il consenso sociale. Ecco perché qui le mafie sono presenti da tanti anni e non è nemmeno vero o tutta vera
la convinzione che al nord c'è che le mafie siano arrivate a causa del fatto che qui sono stati portati collaboratori di giustizia. Per una parte sì, ma ormai ci sono mafie di terza generazione qui, cioè l''ndrangheta è presente in Lombardia e Veneto ormai da più di 3 generazioni, il che significa che questa economia, questo territorio si è fatto permeare dalla loro presenza. In certi casi, pensiamo al processo Emilia che è stato fatto in Emilia Romagna e che ha condannato non solo mafiosi e 'ndranghetisti ma anche imprenditori che hanno chiesto alle mafie aiuto o per liquidità o anche per poter vincere appalti. Quindi ecco, diciamo che è molto più complicata di quello che si possa pensare, però di sicuro la presenza delle mafie qui non è arrivata dall'esterno, è stata anche accettata e purtroppo non è questione di anticorpi, è questione di cultura. Finalmente in questi territori io giro l'Italia da più di 20 anni, ho iniziato nel 2005 in maniera assidua, sono 20 anni, vado e torno in certi territori. E i ragazzi con cui lei parla come reagiscono davanti a questo messaggio, davanti a questi input che bene o male colpiscono? Sebbene posso dire... una volta, soprattutto dopo la strage di Capaci, ricordo io, forse è stato il momento in cui abbiamo avuto più paura, ma in realtà adesso non fa più paura la mafia? Allora, il discorso è complesso perché bisogna guardarlo proprio nel tempo. Quando ho iniziato 20 anni fa a venire, quando posso io porto con me anche gli studenti miei, per far fare loro questa esperienza e per parlare di come noi lavoriamo. Mi ricordo che in certe scuole ci guardavano come gli appestati, quasi ci trattavano poco i ragazzi pensando che noi in qualche modo eravamo contaminati, eravamo portatori della mafia, no? Poi quando cominciavamo a parlare e a far vedere i beni confiscati nelle loro terre, le mafie presenti con le prove, hanno cominciato a rendersi conto, anche grazie al lavoro delle loro scuole, che la mafia è presente e radicata anche a casa loro. E allora hanno cominciato a cambiare atteggiamento e ad assumere un atteggiamento propositivo e a formare radio, anche giornalini, piccole inchieste scolastiche, penso a cortocircuito a Reggio Emilia per esempio, contro le mafie nel proprio territorio. Ecco, è cambiato l'atteggiamento, è servito quello che noi siamo venuti a fare qua, ma è stato grandioso l'atteggiamento dei ragazzi di superare anche il pregiudizio, il preconcetto e accettare che bisognava rimboccarsi le maniche e lavorare. E quindi in questo senso credo che siano cambiate le cose in meglio e che oggi possiamo parlare di mafia, ma possiamo parlare di antimafia, e quindi mi pare importante. Lei ha fatto riferimento a quel libro che è uscito un mese fa più o meno, libro? Sì, a dicembre. Dove lei riassume quelli che sono i punti fondamentali della pedagogia, così come la viveva e l'ha fatta vivere Pino Puglisi. Quali sono i punti fondamentali di questa pedagogia? Sono partita ci lavoro dal 2018. È un libro che ho fortemente voluto, ne ho scritti tanti altri su Padre Puglisi, sul suo metodo che ho ricostruito, agganciandolo anche alle teorie sociologiche, psicologiche a cui lui faceva riferimento. Ma questo libro era importante perché le mafie sono cambiate, perché non possiamo parlare soltanto di mafia come mondo a parte, ma anche di mafiosità, come atteggiamento culturale che abbiamo anche noi, persone per bene, quando posteggiamo la macchina in doppia fila, quando accettiamo di non presentarci ad un appalto pubblico perché ci è stato detto che non dobbiamo partecipare, quando accettiamo durante il periodo del Covid che le mafie si siano prese carico e cura delle famiglie povere che avevano vissuto fino ad allora grazie al lavoro nero e adesso lo Stato non ci poteva pensare. Ecco, tutte le volte in cui abbiamo chiuso gli occhi di fronte a questi fatti abbiamo peccato di mafiosità. E poi mi interessava molto capire perché la mafia uccide Puglisi, e la mafia lo uccide perché lui interrompe quella catena culturale e valoriale
che le madri di mafia tramandano ai loro figli educandoli. La scuola di Palermo della psicologia del professore Girolamo Loverso ha lavorato anche con Giovanni Falcone negli anni 90 e ha costruito lo studio sullo psichismo mafioso, cioè su come all'interno delle famiglie di mafia i bambini vengono educati, vengono costruiti, dice il professore Loverso, dei replicanti, cioè delle persone incapaci di avere un pensiero critico rispetto a quello che viene loro proposto o pedagogia dell'esempio anche nel loro caso testimoniato. Io dico sempre ai ragazzi, pensate al figlio di Totò Riina, poteva mai pensare che rubare era qualcosa di sbagliato? Sicuramente no. Mia figlia lo potrebbe pensare certamente. E allora ecco perché Puglisi viene ucciso, ma ce lo dicono i mafiosi e riporto in un capitolo proprio le dichiarazioni dei mafiosi, per il fatto semplice che Puglisi pone una alternativa. In tanti casi molti preti avevano convissuto con la mafia, c'è la mafia e c'è anche la Chiesa, c'è anche possiamo convivere. In alcuni casi l'avevano persino sostenuta. Puglisi dice con chiarezza: o state con la mafia o state col Vangelo, non c'è possibile mediazione, compromesso. E quindi a quei bambini pone un modello alternativo, meno vincente di quello che li affascinava, diventare forti, prepotenti, uso dell'arma, certo. Uso delle armi che vengono regalate ai bambini. Poi si propone la ricchezza e la bellezza della dignità, di dire grazie, di dire prego, di giocare a pallone. Possono sembrare stupidaggini, può essere mai che dire prego può diventare per un bambino di mafia una cosa bella? Eppure Puglisi, nell'ultimo capitolo di questo libro, parlo proprio di Puglisi, dice con Suor Carolina, che è la suora che insieme ad altre suore collaborava con lui a Brancaccio, i bambini non devono essere trattati da animali. Loro sono abituati ad essere trattati da animali nelle loro famiglie, devono invece essere trattati da persone, e quando loro vedono che noi adulti ci trattiamo bene, ci ringraziamo l'un l'altro, ci aiutiamo l'un l'altro, ci sosteniamo, cerchiamo di impegnarci per loro, è una cosa bellissima che dice oggi Valentina Casella, che è una delle volontarie della parrocchia di San Gaetano a Brancaccio, che prosegue l'eredità di Puglisi. Quando andiamo a parlare con questi bambini ci dicono ma quanto guadagni per fare questa cosa? E Valentina dice niente. Lo stesso diceva Puglisi, ma come niente? Non può essere che sei qua per niente. E perché sei qua? Perché mi stai a cuore, perché mi sta a cuore la tua vita. E quella lì è la conquista. E questa è la pedagogia dell'esempio, le prassi pedagogiche positive di Puglisi. Di questo la mafia ha paura. Un'ultima domanda, ma la mafia prima o dopo riusciremo a sconfiggerla? Questo movimento che parte dal basso attraverso i più piccoli, la scuola, le persone semplici, le persone di ogni giorno. Sono una minoranza, lo sono sempre stati e continuano ad esserlo. Il vero problema oggi è riuscire a studiare le trasformazioni della mafia. La mafia non è più quella di un tempo, si sta trasformando in corruzione, e questo significa che non occorre essere mafiosi per poter sostenere la mafia. Per questo ho approfondito il tema della mafiosità, per capire che anche in queste piccole azioni contribuiamo a sostenerla. Quindi sì, la mafia la possiamo sconfiggere, siamo a buon punto, dobbiamo però continuare a fare sul serio e non interrompere questo nostro impegno, che non è più soltanto siciliano, italiano, certo, ma che ormai purtroppo è a livello internazionale. Vanno cambiate le leggi, a livello internazionale vanno cambiate le leggi. Ancora il sistema legislativo europeo o internazionale non è in grado di far fronte alla potenza delle mafie. Allora va fatto un lavoro sinergico e impegnativo, ma sin da ora. Allora, grazie per la passione che ci mette nel raccontare, nel parlare di questi temi, che sono i suoi temi e che probabilmente nascono dal cuore. Grazie per tutto l'impegno e per averci chiarito ancora di più che cosa dobbiamo fare noi, che sono scelte semplici, che sono scelte di ogni giorno. Feriali, di ogni giorno. Grazie Rosaria, grazie mille. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie anche a tutti voi di averci seguito e buon proseguimento.
Unisciti a Telepace per vivere l'appuntamento giornaliero di preghiera in diretta dalla chiesa di San Zeno in Monte dell'Opera Don Calabria di Verona. Alle 18 la recita del Santo Rosario. A seguire, alle 18:30, la celebrazione della Santa Messa. Dal lunedì al venerdì in diretta su Telepace. Dalla Casina Pio IV, nel cuore del Vaticano, trasmettiamo gli esercizi spirituali per la Quaresima, intitolati Vivere la memoria della salvezza. Riflessioni guidate dal predicatore Monsignor Dario Edoardo Viganò. In onda dal 22 al 28 febbraio alle 8:30, alle 17:30 e alle 20:30. Ci sono momenti nella storia in cui il cielo sembra oscurarsi di nuovo. Le nubi tornano a farsi pesanti, gravide di dolore e di inquietudine. L'aria si colma di grida e di silenzi spezzati, di rancori che si risvegliano, di ferite che non smettono di sanguinare. E allora il cuore domanda: dove sei, Signore? Dove si nasconde la tua luce mentre l'umanità si smarrisce tra le ombre che essa stessa ha creato? Sembra che un serpente antico si sia riavvolto intorno alla nostra civiltà, stringendola nel cerchio dell'egoismo e dell'indifferenza. La civiltà dell'amore, che credevamo radicata, pare fragile, stanca, quasi dimenticata. Eppure proprio ora ci viene chiesto di pregare con più forza, di ascoltare la parola non come suona lontano, ma come un seme che attende di germogliare nel cuore di ciascuno. Il Papa ci ha ricordato che la pace non nasce dai trionfi, ma dai gesti disarmati. È un cammino umile, intessuto di pazienza e di coraggio, di silenzio e di ascolto. È una fiamma minuta che chiede di essere custodita ogni giorno. La pace vera non è assenza di conflitto, è il miracolo di chi, pur ferito, sceglie di ricominciare ad amare. Matteo l'Evangelista ci riconduce al senso profondo di ecclesia, una comunità che si stringe attorno alla parola, che vive nella condivisione e nella compassione, perché non può esserci pace senza comunione, non può esserci fraternità senza il coraggio di portare insieme il peso delle lacrime. Ogni giorno che riceviamo ci chiede di essere donato ancora. Ogni amore assaporato ci obbliga a nutrire l'altro dello stesso amore. Non esiste la luce del Tabor senza l'ombra del Getsemani. E allora perdonaci, Signore,
per quando abbiamo temuto di donarci fino in fondo, per quando abbiamo trattenuto solo per noi la grazia ricevuta. Ci affidi la responsabilità del dono, dell'amore, della pace. La fede non è un paracadute, ma vento che spinge avanti, forza che trasforma il cammino in semina. Essa ci invita a lasciare tracce di pace tra le zolle della vita, a far fiorire la tenerezza dove la terra è arida, a portare luce dove tutto sembra spento. Il Vangelo di Matteo non è un eco del passato, ma un respiro che attraversa i secoli e ci raggiunge oggi con la freschezza del primo mattino. È un invito a trasformare la paura in fiducia, la rassegnazione in speranza, la preghiera in azione. È il mistero di una parola che non resta in cielo, ma scende nella polvere, si fa carne nelle nostre mani e nel nostro sguardo. Siamo chiamati a essere strumenti di provvidenza, mani che ricuciono, voci che benedicono, semi che si offrono al vento. Accogliamo allora questa parola viva e lasciamola germogliare in noi. Che ogni gesto, anche il più semplice, diventi un atto di pace, un sorriso che placa, una parola che solleva, un silenzio che accoglie. Così, da cuore a cuore, da vita a vita, la speranza tornerà a respirare. E forse, proprio allora, la trama del mondo, ferita e fragile, potrà rinascere nuova, come tela di luce intessuta dalle mani di Dio. Telepace vi invita alla preghiera. Ogni sabato alle 17, in diretta dalla cappella della Cittadella della Carità di Negrar, la Santa Messa dedicata agli ammalati. Un momento di speranza, conforto e fede. Segui la diretta su Telepace, la voce di chi non ha voce. La pace vola sulle ali di 1000 colombe. Bastano 1.000 euro donati da 1.000 di voi per far volare più in alto la voce di Telepace. Ogni dono, piccolo o grande che sia, è un battito d'ali che porta luce e fede là dove c'è bisogno di pace. Vola insieme a noi, sostienici. Lo sport che è in te di oggi ci porta tra le corsie di una piscina, dove tra passione e sacrificio si allenano veri e propri campioni. Di Gardolo con un gruppo di ragazzi che praticano un'attività agonistica del nuoto già da alcuni anni, seguiti dalla Buon Consiglio Nuoto con gli allenatori, i volontari e i tecnici che devono occuparsi di questa attività. Il gruppo è composto da circa 30 ragazzi iscritti, di cui più di 20 tesserati FIMP e FISDIR. La FIMP è la Federazione Nuoto Paralimpico e la FISDIR è la Federazione Nuoto Sport Disabili Intellettivi Relazionali. Si vengono ad allenarsi da 2 alle 3 volte alla settimana per poter poi fare gare, tutti al proprio livello, quindi qualcuno fa gare a livello promozionale nell'ambito regionale, altri invece riescono ad andare ai campionati italiani e anche ottenere degli ottimi risultati.
la parte promozionale e il settore FIMP. Io li seguo ormai da circa 10 anni e devo dire che sono partita con 3 atleti e adesso me ne trovo 30, quindi insomma devo dire che solo 6 già iscritti quest'anno, quindi insomma vuol dire che le cose comunque stanno andando bene. Tutte come sono arrivati tramite il passaparola, non c'è stata una ricerca da parte mia mirata, ma il passaparola delle famiglie, dei colleghi di lavoro, eccetera. Insomma, quindi sono molto soddisfatta. Ecco. Il nuoto non c'è molta differenza da quello che dà alle persone dette normodotate, insomma, nel senso che lo sport agonistico dà senso del gruppo, dà stimolo a uscire di casa, dà normalità, nel senso che loro vengono inclusi in un ambiente normalissimo, dove ci sono atleti di tutti i generi, di tutti i livelli e possono nuotare e gareggiare allo stesso livello, certo con delle regole adattate, però è veramente l'inclusione al 100%, insomma, questa. Solo ieri ho visto uno dei miei atleti che si allenava insieme a 2 atleti assoluti, facendo le partenze insieme, si aiutavano con l'altro, uno diceva devi fare così, l'altro diceva no, meglio se fai così. E quella è inclusione, insomma, quella è partecipazione, insomma, a tutti i livelli. Io sono il capitano spirituale. Essere un buon capitano allora ci vuole tanta responsabilità. Io mi sento tipo che sono felice, che sono tipo libero. Mi piace molto, i piscine, a me piace fare allenamenti perché lo sport mi piace molto, io vinco le medaglie, i coach, a Chiara, Andrea, Marco De Carli e Barbara. Il nuoto lo faccio praticamente quasi da sempre, a livello agonistico da qualche anno. È iniziato tutto perché facevo nuoto libero e un giorno, visto che sono uno che attacca bottone molto facilmente, c'era un signore che nuotava con una gamba amputata e nuotava molto meglio di me, che non ci vuole tanto però. E allora mi ha detto potresti venire nella mia squadra e da lì lui però era a Rovereto, allora però avevamo trovato questa qua qui di Trento e allora sono finito qua. Secondo me per una persona disabile che fa sport agonistico è un modo per un po' principalmente per divertirsi. Poi è anche un modo per far capire alle persone in generale che anche con le difficoltà si riesce comunque a raggiungere livelli molto elevati. Sono al nuoto, mi sento libera.
Io ho sempre nuotato, ho fatto nuoto da quando ero giovane e quando sono andato in pensione ho visto che c'erano questi gruppi di ragazzi e ho chiesto ad ANFAS se c'era bisogno di aiuto e ben volentieri mi hanno arruolato, diciamo. Principalmente assisto i ragazzi soprattutto nella fase di accoglienza, quindi aiuto chi magari è in difficoltà per cambiarsi sia in entrata che in uscita e poi già che ci sono, anzi è la cosa che mi piace di più, li assisto anche mentre nuotano, vedo di suggerire qualcosa, aiutarli visto che ho un po' di esperienza di nuoto. Come sempre, come tutte le attività di volontariato, ma soprattutto questo contatto con i ragazzi ti dà molto perché restituisce molto in termini di rapporti umani, di affetto, si dà ma si riceve molto. Abbiamo vinto le medaglie a Terni, a Roma, per la staffetta mista, a stile e delfino. Amo la gara in piscina. Mi piace nuotare, a fare stile, mi piace a fare dorso, delfino, rana, farfalla e libero. L'esperienza è fantastica, nel senso che allora penso sì di dare a loro tanto, ma penso di aver ricevuto di più, ecco. Nel senso che in anni che faccio questo lavoro credo di essere diventata una persona migliore lavorando in questo campo. Lo sport poi è la mia passione, quindi unire la mia esperienza di educatore con quella di istruttore di nuoto è stato il massimo proprio per poter lavorare bene, ottenere risultati e essere soddisfatta anche di quello che faccio. Il mio sogno andare Olimpiadi.
Dalla Casina Pio IV, nel cuore del Vaticano, trasmettiamo gli esercizi spirituali per la Quaresima, intitolati Vivere la memoria della salvezza. Riflessioni guidate dal predicatore Monsignor Dario Edoardo Viganò. In onda dal 22 al 28 febbraio alle 8:30, alle 17:30 e alle 20:30. Storie e volti, il nuovo ciclo di interviste del direttore di Telepace Don Bruno Fasani, in onda ogni domenica alle 9:25, 15:25, 19:15. Conosceremo tante persone e tante storie.
La Costituzione conciliare Dei Verbum, sulla quale stiamo riflettendo in queste settimane, indica nella Sacra Scrittura, letta nella tradizione viva della Chiesa, uno spazio privilegiato di incontro in cui Dio continua a parlare agli uomini e alle donne di ogni tempo, affinché, ascoltandolo, possano conoscerlo e amarlo. I testi biblici, tuttavia, non sono stati scritti in un linguaggio celeste o sovrumano, come ci insegna anche la realtà quotidiana. Infatti, due persone che parlano lingue differenti non si intendono fra loro, non possono entrare in dialogo, non riescono a stabilire una relazione. In alcuni casi, farsi comprendere dall'altro è un primo atto di amore. Per questo Dio sceglie di parlare servendosi di linguaggi umani e così diversi autori, ispirati dallo Spirito Santo, hanno redatto i testi della Sacra Scrittura. Come ricorda il documento conciliare, le parole di Dio espresse con lingue umane si sono fatte simili al parlare dell'uomo, come già il Verbo dell'Eterno Padre, avendo assunto le debolezze dell'umana natura, si fece simile all'uomo. Pertanto, non solo nei suoi contenuti, ma anche nel linguaggio, la Scrittura rivela la condiscendenza misericordiosa di Dio verso gli uomini e il suo desiderio di farsi loro vicino. Nel corso della storia della Chiesa si è studiata la relazione che intercorre tra l'autore divino e gli autori umani dei testi sacri. Per diversi secoli molti teologi si sono preoccupati di difendere l'ispirazione divina della Sacra Scrittura, quasi considerando gli autori umani solo come strumenti passivi dello Spirito Santo. In tempi più recenti, la riflessione ha rivalutato il contributo degli apiografi nella stesura dei testi sacri, al punto che il documento conciliare parla di Dio come autore principale della Sacra Scrittura, ma chiama anche gli agiografi veri autori dei libri sacri. Come osservava un acuto esegeta del secolo scorso, abbassare l'operazione umana a quella di un semplice amanuense non è glorificare l'operazione divina. Dio non mortifica mai l'essere umano e le sue potenzialità. Se dunque la Scrittura è parola di Dio in parole umane, qualsiasi approccio ad essa che trascuri o neghi una di queste due dimensioni risulta parziale. Ne consegue che una corretta interpretazione dei testi sacri non può prescindere dall'ambiente storico in cui essi sono maturati e dalle forme letterarie utilizzate. Anzi, la rinuncia allo studio delle parole umane di cui Dio si è servito rischia di sfociare in letture fondamentaliste o spiritualiste della Scrittura, che ne tradiscono il significato. Questo principio vale anche per l'annuncio della parola di Dio. Se esso perde contatto con la realtà, con le speranze e le sofferenze degli uomini, se utilizza un linguaggio incomprensibile, poco comunicativo o anacronistico, esso risulta inefficace. In ogni epoca la Chiesa è chiamata a riproporre la parola di Dio con un linguaggio capace di incarnarsi nella storia e di raggiungere i cuori. Come ricordava Papa Francesco, ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la freschezza originale del Vangelo, spuntano
nuove strade, metodi creativi, altre forme di espressione, segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il mondo attuale. Altrettanto riduttiva, d'altra parte, è una lettura della scrittura che ne trascuri l'origine divina e finisca per intenderla come un mero insegnamento umano, come qualcosa da studiare semplicemente dal punto di vista tecnico, oppure come un testo solo del passato. Piuttosto, soprattutto quando proclamata nel contesto della liturgia, la scrittura intende parlare ai credenti di oggi, toccare la loro vita presente con le sue problematiche, illuminare i passi da compiere e le decisioni da assumere. Questo diventa possibile soltanto quando il credente legge e interpreta i testi sacri sotto la guida dello stesso Spirito che li ha ispirati. In tal senso, la scrittura serve ad alimentare la vita e la carità dei credenti, come ricorda Sant'Agostino. Chiunque crede di aver capito le divine scritture, se mediante tale comprensione non riesce a innalzare l'edificio di questa duplice carità di Dio e del prossimo, non le ha ancora capite. L'origine divina della scrittura ricorda anche che il Vangelo, affidato alle testimonianze dei battezzati, pur abbracciando tutte le dimensioni della vita e della realtà, le trascende. Esso non si può ridurre a mero messaggio filantropico o sociale, ma è l'annuncio gioioso della vita piena ed eterna che Dio ci ha donato in Gesù. Cari fratelli e sorelle, ringraziamo il Signore perché nella sua bontà non fa mancare alla nostra vita il nutrimento essenziale della sua parola e preghiamo affinché le nostre parole e ancora di più la nostra vita non oscurino l'amore di Dio che in esse è narrato. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, Chi sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. E aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore. Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio. O Maria, Madre nostra, siamo nuovamente qui davanti a te. Tu conosci i dolori e le fatiche che in quest'ora appesantiscono il nostro cuore. Noi alziamo lo sguardo a te, ci immergiamo nei tuoi occhi e ci affidiamo al tuo cuore. Anche a te, o Madre, la vita ha riservato difficili prove e umani timori, ma sei stata coraggiosa e audace. Hai affidato tutto a Dio, hai risposto a Lui con amore, hai offerto te stessa senza risparmiarti. Come intrepida donna della carità, in fretta ti sei recata ad aiutare Elisabetta. Con prontezza hai colto il bisogno degli sposi durante le nozze di Cana. Con fortezza d'animo sul Calvario hai rischiato di speranza pasquale la notte del dolore. Infine, con tenerezza di madre, hai dato coraggio ai discepoli impauriti nel cenacolo e con loro hai accolto il dono dello Spirito. E ora ti supplichiamo, accogli il nostro grido. Abbiamo bisogno del tuo sguardo amorevole che ci invita ad avere fiducia nel tuo Figlio Gesù. Tu che sei pronta ad accogliere le nostre pene, vieni a soccorrerci in questi tempi oppressi dalle ingiustizie e devastati dalle guerre. Tergi le lacrime sui volti sofferenti di quanti piangono la morte dei propri cari, dei propri figli. Ridestaci dal torpore che ha oscurato il nostro cammino e disarma i nostri cuori dalle armi della violenza, perché si avveri subito la profezia di Isaia: spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non si alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impereranno più l'arte della guerra. Madre, rivolgi il tuo sguardo materno a questa famiglia umana che ha smarrito la gioia della pace e ha perso il senso della fraternità. Madre, intercedi per il nostro mondo in pericolo, perché custodisca la vita e rigetti la guerra, si prenda cura di chi soffre, dei poveri, degli indefesi, degli ammalati, degli afflitti, e protegga la nostra casa comune. Invochiamo da te, Madre, la misericordia di Dio, tu che sei Regina della pace. Converti gli animi di chi alimenta l'odio, silenzia il rumore delle armi che generano morte, spegne la violenza che cova nel cuore dell'uomo e ispira progetti di pace nell'agire di chi governa le nazioni. Maria, Regina del Santo Rosario, sciogli i nodi dell'egoismo e dirada le nubi oscure del male. Riempici con la tua tenerezza, sollevaci con la tua mano premurosa e dona a noi, figli, la tua carezza di madre, che ci fa sperare nell'avvento di nuova umanità, dove il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia, regnerà nel giardino. Praticare la giustizia darà pace.
O Madre, salus populi romani, prega per noi. In questo Vangelo si parla della guarigione di un sordomuto e Gesù compie un gesto che viene conservato nei secoli e giunge fino ad oggi nel rito dell'effatà, che è proprio la parola che Gesù pronuncia a questo sordomuto, effatà, cioè apriti, e il gesto è quello che viene compiuto al termine di ogni battesimo. Il sordomutismo di questa persona chiaramente è un simbolo, non si parla semplicemente di una condizione fisica, è l'immagine di tutti coloro che non vogliono sentire, non vogliono ascoltare, non vogliono accogliere una voce diversa dalla propria che li faccia uscire dal loro schema mentale. È anche l'immagine di coloro che non vogliono parlare. E parlare è affermare se stessi, quindi vincere le proprie paure, vincere la propria autoreferenzialità, entrare in comunicazione con gli altri, che è l'anticamera della comunione, proprio perché chi è dentro una condizione di sordomutismo è a rischio per giungere a una comunione piena. Chiaramente è un'immagine profonda di una condizione esistenziale, non di una malattia, di un disagio di tipo fisico. Questo gesto di Gesù però è possibile ad una condizione. Il cieco viene detto, il sordomuto viene portato in disparte e lì avviene questo gesto. Quest'essere portato in disparte dice un Dio che propone un'intimità con Lui, ma che poi tocca a noi la scelta. Noi possiamo anche fare resistenza, possiamo dire no, non voglio venire in disparte con te, e difficilmente ci potrà essere quell'intimità, quella vita spirituale intima che ha la capacità di fare uscire da questo isolamento nell'ascolto e nel parlare. E allora oggi viviamoci questa giornata anche come un'occasione per lasciarci prendere per mano da Gesù e che vengano aperti gli orizzonti della nostra mente, del nostro cuore, dei nostri occhi. Oggi, 13 febbraio, la Chiesa celebra San Benigno di Todi martire. Vissuto tra il III ed il IV secolo, Benigno nacque a Todi. Scarsissime sono le notizie su questo santo, nato e vissuto a Todi e ivi ordinato sacerdote. Si randa per la sua generosità e rettitudine.
Secondo la tradizione, Benigno, dal latino benevolo, affrontò coraggiosamente il martirio durante l'ultima persecuzione di Domiziano e Massimiano. Affrontò coraggiosamente la tortura e la morte, e il suo corpo, raccolto da mani pietose, ebbe sepoltura lungo la strada che da Todi conduceva al Vicus Martis, in una località che prese il suo nome e dove più tardi sorse un monastero benedettino. Nel 1904 le sue reliquie vennero collocate nell'altare maggiore della chiesa di San Silvestro, racchiuse in una preziosa urna d'argento datata 1679. Il ricordo di San Benigno di Todi, negli anni e nei secoli, fu costante, almeno nella chiesa tudertina. A partire dal IV secolo, il suo nome è diventato parte integrante della storia cattolico-cristiana e la sua personalità ancora più apprezzata grazie al coraggio ed alla dignità con cui affrontò gli ultimi istanti della sua vita. In seguito alla sua morte, San Benigno fu trattato con grandi onori e venerazioni. Il suo culto, tuttavia, non è mai stato molto diffuso, anche se il suo ricordo è sempre rimasto impresso nella memoria di migliaia e migliaia di fedeli, specialmente nella sua città natia. San Benigno è simboleggiato da una palma. Tra i 18 santi col nome di Benigno, il martire commemorato oggi appartiene all'incommensurabile stuolo di vittime dell'ultima cruenta persecuzione anticristiana di Diocleziano e Massimiano, all'inizio del secolo IV. Degli altri santi con questo nome, 3 furono vescovi. I più celebri sono l'irlandese vescovo di Armagh e il 20° vescovo di Milano. 6 martiri, 6 monaci, un sacerdote scozzese e un eremita.
Giovanni Paolo I chiamava il rosario la Bibbia dei poveri. Su Telepace, la preghiera del Santo Rosario, guidata dal cardinale Angelo Comastri, dal lunedì al venerdì alle 15:50. Si è formata un'immensa famiglia che prega e alza verso il cielo l'accorata preghiera perché il mondo si rinnovi, perché il mondo cambi, perché ritorni nel mondo la pace. Una immensa famiglia. L'ora che pia la squilla fede, le note ci invia dell'ave del ciel. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni a aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. In un quotidiano a diffusione nazionale ho letto questa affermazione: gli scienziati sono tutti atei. A chi ha fatto questa affermazione dovrebbe venire un naso più lungo di quello di Pinocchio, perché è un'enorme menzogna. Mi limito a ricordare gli scienziati che hanno studiato il fenomeno elettrico. Ebbene, Alessandro Volta, da cui viene la parola voltaggio, era un credente fervente, partecipava alla messa tutti i giorni, pregava il rosario tutti i giorni. André-Marie Ampère, un altro grande studioso dei fenomeni elettrici, da cui viene il nome amperaggio, un'altra unità di misura, pensate, arrivò a scrivere un libro con questo titolo: Le prove della divinità del cristianesimo. Altrettanto Luigi Galvani era un terziario francescano. Poteva aggiungere al limite anche Luigi Pasteur, uno scienziato che ha studiato la microbiologia, è il fondatore, possiamo dire, morto nel 1895. Pensate, Luigi Pasteur disse: la scienza non mi ha allontanato dalla fede, ma mi ha confermato la fede. Pensate, si confessava tutte le settimane dal sacerdote all'abbé Yvelin, parroco di Sant'Agostino a Parigi, e insieme a lui si confessava il grande musicista Gounod e anche Carlo de Foucault. Andavano tutti a confessarsi da questo sacerdote ed erano tutti cristiani ferventi. Allora, proprio confortati dalla fede di questi uomini, entriamo nel mistero della passione di Gesù. E il primo mistero ci porta nell'orto di Getsemani. Gesù prega e soffre fino a sudare sangue mentre prende su di sé il peso dei peccati di tutta l'umanità. Oggi lo dobbiamo dire, purtroppo l'umanità ha perso il senso della gravità del peccato.
Oggi addirittura si va diffondendo una specie di difesa del peccato, un'esaltazione del male come espressione di libertà e di maturità. Sono menzogne. Il demonio sta imbrogliando la nostra generazione, la sta conducendo verso il disgusto della vita e verso lo smarrimento di ogni dignità. Apriamo gli occhi per arrivare a dire con tanta umiltà: mi alzerò e andrò da mio padre come il figlio prodigo e gli dirò: Padre, ho peccato. E il Padre è pronto a perdonare quando vede nel cuore del peccatore un sincero pentimento. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano.
per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù crudelmente flagellato dai soldati. Nella passione di Cristo, la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio. L'ha percossa, l'ha flagellata e Dio si è lasciato flagellare per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci Gesù con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Mentre Gesù vive la drammatica esperienza della nostra storia devastata dal peccato, ha il divino coraggio di dire: il mio regno non è di questo mondo. Allora c'è un altro mondo e questo mondo verrà e noi siamo il popolo che lo attende e lo anticipa. Il mondo che verrà sarà il mondo liberato dal male, il mondo della limpidezza, il mondo della bontà senza finzioni, il mondo della carità senza limiti, il mondo della bellezza senza trucchi, il mondo della totale apertura a Dio, il mondo che noi chiamiamo paradiso. Questo mondo verrà. Noi lo attendiamo e cerchiamo di anticiparlo, vivendo intensamente e quotidianamente il comandamento della carità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero del dolore, dove vediamo Gesù che venne caricato del pesante legno della croce. La croce sulle sue spalle pesa per il peso dei peccati e Gesù cade più volte lungo il cammino verso il Calvario. Viene costretto un povero contadino di passaggio, un certo Simone di Cirene. Ebbene, Simone di Cirene, lo possiamo dire, tu sei piccolo, tu sei un povero e sconosciuto contadino, di cui non parlano i libri di storia. Eppure tu hai scritto una delle più belle pagine della storia. Hai scritto uno dei più bei capitoli della storia dell'umanità. Tu hai portato la croce di Gesù. Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo, nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ci aspetta in ogni persona che porta la croce. Lo riconosceremo, lo soccorreremo o moriremo nel nostro egoismo? No, non deve accadere così. Vogliamo seguire il tuo esempio, Simone di Cirene. Anche noi vogliamo portare la croce di Gesù. Padre nostro, Chi sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci mette davanti il crocifisso. Quante volte abbiamo guardato il crocifisso? Pensate, Gandhi, non cristiano, nel 1931 venne qui a Roma. Volle visitare la Cappella Sistina, una cappella meravigliosa, affreschi meravigliosi. All'uscita gli chiesero: cos'è che l'ha colpito di più? Tra lo stupore di tutti disse: mi ha colpito il crocifisso. Chiediamo la grazia di ritrovare anche noi lo stupore davanti al crocifisso. Dalla croce Gesù pronuncia queste parole: ho sete. Il 10 settembre del 1946 Maria Teresa di Calcutta, che allora era una suora sconosciuta, mentre viaggiava in treno pregava. E mentre pregava a un certo punto sente dentro di sé una voce forte, potente, che le dice: Teresa, ho sete. Cosa posso fare? Risponde: Teresa, nei poveri ci sono io, ho sete, Teresa. Tra tante difficoltà, alla fine ottiene il permesso di uscire dal convento e di andare incontro ai poveri, che a Calcutta li raccoglievano i marciapiedi. Ebbene, uscì dal convento nel mese di agosto del 1948. Era l'anno dell'assassinio di Gandhi. In India c'erano tumulti da tutte le parti, sembrava una follia. Oggi 6.000 giovani seguono l'esempio di Maria Teresa. Si dedicano ai poveri più poveri, quelli che nessuno vuole. È un vero miracolo. Un miracolo che è nato dalla risposta di una donna,
Gesù ha detto a lei, ho sete. E lei ha risposto, ti disseto. Anche a noi Gesù dice oggi la stessa cosa. Ho sete del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci nell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre Celeste, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo Amore, che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Fiducia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna di amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Vergine prudentissima, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. specchio della santità divina, prega per noi. sede della sapienza, prega per noi. causa della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. porta del cielo, prega per noi. stella del mattino, prega per noi. salute degli infermi, prega per noi. rifugio dei peccatori, prega per noi. conforto dei migranti, prega per noi. consolatrice degli afflitti, prega per noi. aiuto dei cristiani, prega per noi. regina degli angeli, prega per noi. regina dei patriarchi, prega per noi. regina dei profeti, prega per noi. regina degli apostoli, prega per noi. regina dei martiri, prega per noi. regina di tutti i cristiani, prega per noi. regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina della famiglia, regina del Santo Rosario, regina della pace, Vergine Lauretana, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, donaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. o Maria, esperta di vera libertà. C'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la libera veramente dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo. Facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre mani. O Maria esperta di vera libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi. O Maria esperta di vera libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti, della vita comandata dalla pubblicità o dai burattini del successo. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Aprite gli occhi
Se vedete una persona che soffre, soccorretela. Sentite il grido di Gesù. Ho sete del tuo amore. Andate in pace. Preghiamo, grazie a Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Apriamo la nostra trasmissione con il valore del malato nella società con l'intervista al consigliere generale dei Camilliani. Poi parliamo dell'Amore a qualcuno, l'iniziativa in occasione di San Valentino e non solo, organizzata dalla pastorale familiare della diocesi di Verona. Proseguiamo con il Carnevale nel giorno della sfilata del venerdì gnocolar nella città scaligera e in chiusura, in questi giorni di gare olimpiche, con lo sport e le implicazioni mentali che la pratica sportiva comporta. Tanti gli argomenti anche per quest'oggi, l'avete sentito, fatti e prospettive davvero ricco e sul pezzo direi, ovvero sugli argomenti che tengono banco sui giornali e nelle TV in questo fine settimana. E allora apriamo con una pagina più impegnata con l'intervista di Giovanni Orsenigo, un'intervista dedicata alla giornata del malato che abbiamo celebrato lo scorso 11 febbraio, una giornata importante che colora un po' il nostro programma, ma che poi ci porterà ad affrontare anche altri temi. La linea a Giovanni Orsenigo. Buon pomeriggio Francesca e ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori. Quest'oggi per il consueto spazio di approfondimento di fatti e prospettive sono in compagnia di padre Medard Aboué, consigliere generale dell'Ordine dei Ministri degli Infermi, comunemente noti anche come Camilliani, per parlare della 34esima giornata mondiale del malato che è stata celebrata l'11 febbraio del 2026. Padre Medard, Papa Leone ha scelto come tema di questo messaggio in occasione della giornata mondiale del malato la compassione del samaritano, amare portando il dolore dell'altro. Sì. A suo parere qual è il messaggio più forte e più attuale che il Santo Padre ha voluto lanciare? Ma il titolo stesso del messaggio, che si riferisce alla parabola del buon samaritano, è molto significativo e ognuno di noi che ha avuto più volte nella vita, confrontandosi con questo tema, o perché siamo noi stessi ammalati o sofferenti, o abbiamo parenti e amici che sono sofferenti, che sono stati malati e abbiamo toccato di mano la realtà della sofferenza per noi stessi o per gli altri. E là il senso di una presenza che consola, una presenza che cura, una presenza che manifesta affetto, in quel momento tutti noi lo sappiamo. E dunque questo messaggio ci raggiunge in pieno nella nostra umanità, che è una umanità, come diceva il Santo Giovanni Paolo II, che fa quotidianamente l'esperienza della sofferenza. Giovanni Paolo II, lo ricordiamo, è il pontefice che ha istituito la giornata mondiale del malato. La prima è stata celebrata nel 1993. Abbiamo detto, il titolo di questo messaggio di Papa Leone parla di amare portando il dolore dell'altro, che non è semplicemente assistere il malato. Allora, che differenza c'è tra aiutare qualcuno e portarne il dolore? Ecco, aiutare portando il dolore. Per capire la seconda parte di questo portare il dolore, ritorniamo alla prima parte, la compassione, con passione, manifestare empatia,
cioè non essere là solamente per portare gesti, attenzione, ma vivere in modo tale che ecco, la persona senta che sei presente a lei, sei presente in questa sua sofferenza. Questo sicuramente ci ritorneremo, però si riferisce anche alla spiritualità che noi camiliani viviamo, cioè servire, vedere Cristo nella persona sofferente e servire in modo tale che la persona riconosca in te il Cristo che lo serve. La giornata mondiale del malato non è solamente un appuntamento liturgico, ma è anche un richiamo alla coscienza della Chiesa e della società. Che valore ha questa giornata oggi nel mondo contemporaneo segnato da guerre, fragilità, sofferenze? Ogni anno quando celebriamo questa giornata io non faccio a meno di ritornare alla storia, all'istituzione di questa giornata, che per San Giovanni Paolo II veniva una intuizione che veniva da un'esperienza personale, un papà che veniva dall'est, e poi all'indomani della diagnosi infausta che aveva ricevuto, quella diagnosi del Parkinson, e dalla sua esperienza di un pastore